adesso abbiamo l'ultimo intervento del primo giro con Joseph Ostojanè, che ci parlerà di questo interessantissimo fenomeno del primo sciopero degli stranieri che si svolgerà il 1° marzo. Buonasera a tutti quanti, io sono contento di vedere così tanta gente questa sera. La mia domanda è solo: come mai c'è tanta gente qua così questa sera? Potevate stare anche a casa a guardare la TV, che ne so, Grande Fratello, tutto va avanti. Però siete venuti questa sera e capisco che con questo c'è il grande bisogno veramente di cambiare, di dire che noi non siamo discepoli dello sceriffo Gentilini, vogliamo cambiare, e questo qua mi fa molto piacere, e non soltanto a me, però farà anche piacere a voi comunque. Allora, io comincio un po', mi chiamo Joseph Ostojanè, sono originario del Camerun, sono uno come tutti, io sono arrivato qua, avevo 17 anni, ho fatto le scuole superiori a Roma, ho fatto l'università e poi così. Poi è arrivata questa proposta del 1° marzo da Milano e allora ho detto, vabbè, insomma, mi prendo l'incarico a Treviso. E questa è una bella cosa, prendere l'incarico nella città di Gentilini, lo scelto. Questa è una cosa veramente grandiosa. Vabbè, non l'ho scelto per quello, l'ho scelto perché da 15 anni che sono in Italia ho visto l'Italia cambiare. Però il suo cambiamento non è nel positivo, sta andando nel negativo. Allora ho detto, cerchiamo un po' a fare qualcosa. Il 1° marzo è aperto a tutti quanti, tutti possono aderire. Il 1° marzo è un movimento che chiunque, vecchi, anziani, giovani, stranieri, non stranieri, comunque quelli che si sentono un po' tirati in causa per questo fatto di immigrazione, quelli che non sono contenti di vedere come va gestita l'immigrazione, tutti quanti possono aderire. Il 1° marzo è un movimento che vuole sensibilizzare l'opinione, vuole sensibilizzare gli italiani e non tanto gli italiani, perché parlando poi con i singoli cittadini si capisce che comunque l'Italia non è così razzista come i politici o la televisione la fa vedere. Perché se, visto queste informazioni che abbiamo avuto dalla Caritas, dall'USL, si capisce che l'Italia ha delle leggi veramente formidabili nell'integrazione. Ma allora perché fomentare l'odio razziale? Perché portare i cittadini a odiare l'immigrato, a fare capire che l'immigrato è quel criminale, è quello che porta le malattie, è quello che porta solo la negatività? Perché? Mentre poi ci sono tutte queste leggi. Allora l'hanno fatto perché? Per prendere in giro la gente? Per prendere in giro i cittadini italiani? Forse sono tante domande che ci possiamo fare, però una sola cosa è che il 1° marzo viene dunque per dire che basta a tutte queste cose, a tutte queste ipocrisie. E così noi abbiamo l'obiettivo, il nostro obiettivo è scioperare, ma scioperare non come di solito si organizza lo sciopero con CGL, CISI, tutto questo. No, non sono loro, non è un partito politico questo, Siamo cittadini, una persona, uno normalissimo come me, mi sono messo e ho detto ok, questa cosa vogliamo farla, la facciamo a Treviso, a Milano, a Bergamo, a Napoli, a Palermo, a Roma, ovunque, in tutte le città è nata. Il nostro obiettivo del 1° marzo è soprattutto lo sciopero, quello là, non solo degli immigrati, anche l'assenza di voi che siete qua, perché penso che se siete qua oggi non è perché odiate gli immigrati, no, comunque è solo perché volete dare una mano alla società. Quindi probabilmente il 1° marzo, quando farete lo sciopero della spesa, non sarà perché volete mandare in ginocchio l'economia di Treviso, non so, di Moriano, dell'Italia, ma è solo perché volete fare capire al governo che insomma questa gente deve essere considerata e va considerata, perché questa gente poi un domani è la nostra ricchezza. Tra quei 22% di bambini nati nel 2007 nella provincia di Treviso, mia figlia fa parte di questi 22%, è nata nel 2007. E quando guardo poi l'Italia con
con questo modo suo di gestire l'immigrazione, vedo che mia figlia, come anche i vostri, non ha un grande futuro. Allora ecco perché devo fare il primo master, ecco perché accetto di organizzare il primo master, perché mia figlia un giorno deve essere seduta così come sono con lei. Come ti chiami? Ti chiami Chiara? Io mi chiamo Cristina, uguale, la stessa cosa. Andiamo avanti e costruiamo l'Italia. Perché comunque, che voi, che la gente lo vuole o no, quello è il futuro di domani. Questo è una cosa che non si può negare. A meno che vogliamo anche dire che magari le cose come la Shoah non è esistita, o la tratta negriera non è esistita, tutte queste cose negative. Allora, se si pensa che queste cose sono esistite, allora dobbiamo cercare di portare avanti questa socializzazione. Non è per forza essere mitici, no, però dobbiamo cercare di portare avanti queste cose. Io non voglio rubare tanto tempo perché hanno detto quasi tutto. Io voglio solo chiedervi di cercare in massa ad aderire al movimento del primo marzo, che non si fermerà solo il primo marzo. Il primo marzo è l'inizio, è la presentazione nazionale, però poi dopo di là dobbiamo lavorare, perché l'Italia è un grande paese, io ve lo dico veramente, cioè non è per ipocrisia, è vero che ho tanta rabbia dentro, però quando ci penso nel vero senso, nel fondo mio, è un grande paese, perché è un paese che ha talmente delle leggi, delle formazioni sociali che sono importanti, però queste formazioni sociali si fanno solo vedere a livello cittadino, solo i cittadini, i singoli cittadini dimostrano questo. Il governo proprio sta facendo tutto un castello per distruggere tutto questo, tutto. E poi vedrete tra poco, ci sono le elezioni, capirete, tra poco vedrete in TV immigrati che hanno violentato, che hanno sparato, che hanno fatto, semplicemente perché vogliono ottenere quello che sappiamo, il grande voto. E sappiamo che quando poi qualcuno vi dice che c'è qualcuno che vi vuole ammazzare, voi subito lo darete il voto perché pensate che vi proteggerà. La sicurezza, lui ha parlato della sicurezza, ma la sicurezza di chi? Sta cercando di fare il governo? Dei cittadini? No, io non credo. Forse la sicurezza del governo, il governo sta cercando la sua sicurezza, ma non la sicurezza dei cittadini. Grazie mille per questo applauso. Quindi io, cittadini, vi dico, siccome il governo sta cercando la sua sicurezza, voi cercate la vostra, cercando al massimo di far stare bene tutti quanti. È così che viene la sicurezza. Questo è sicuro. Io sto bene, tu stai bene, tutto a posto. Cioè, è una cosa, è così. Quindi è così che potete fare per avere la sicurezza, secondo me, nel vostro piccolo, come io sto facendo nel mio piccolo. Nel mio piccolo io vi dico io la sicurezza, io non ho paura di nessuno, non ho paura, cioè voi siete cittadini italiani, io sono cittadino straniero, però mi sento cittadino italiano quanto voi, perché quando sono arrivato qui ho avuto quella sicurezza, cioè ho la casa, ho il lavoro, ho la mia famiglia e la sicurezza e mi sento bene, insieme a tutti quanti, è quella la sicurezza. Al di fuori di questo non ce n'è più un altro tipo di sicurezza che vogliamo dire sicurezza. Quindi io voglio fermarmi qua perché sicuramente ci sono altri interventi e poi magari ci saranno delle domande. Io sono solo contento che oggi non siete seduti davanti alla TV per vedere Grande Fratello.